c'è un piccolo video di riassunto sui primi 3 numeri milanese. Allora, mi raccomando, dobbiamo sempre ricordarci se il soggetto a cui si riferisce il numero è femminile o maschile. Allora, numero 1, soggetto femminile, Vöna, Vöna de nu. Notate il suono E, che è scritto con O e U. Vöna, Vöna de nu. Soggetto maschile, Vön, Vün de quei de Piazza del Dom, uno di quelli, soggetto maschile. Vedete che la U è scritta U perché il suono è Vün, U, suono U e scrive U. Mentre il numero ordinale è scritto prim, attenzione, con 2 M. Andiamo avanti con il secondo numero, quindi soggetto femminile, Todon. Vedete che l'accento sulla O che sta a indicarci che quella O lì si legge O. Se non mettessi l'accento leggerei U. Mentre soggetto maschile è du omen. Vedete il suono U e rimane la U scritta come si legge U, du. Mentre il numero ordinale è secund. Andiamo al terzo numero. Soggetto maschile, soggetto femminile, così rispettiamo l'ordine del foglietto. Tre don, 3, attenzione con l'accento. Soggetto maschile, tri, 2 i, perché la i lunga, tri, triomen. Mentre il numero ordinale è il ters. Vedete l'accento sulla E perché la E è aperta, è il ters, non diciamo il ters, è il ters. E la Z, scritta Z, si pronuncia in milanese S. Tutto qua. Grazie e ripassatelo perché mi piacerebbe che sul discorso almeno di questi primi 3 numeri il concetto fosse chiaro e non ci fossero più errori. Se vi fossero dubbi, riascoltate questo video. Grazie, ciao e sempre Culsureis.